Cari telespettatori, cari telespettatrici, ben ritornati al nostro consueto appuntamento con lo CGIL del Veneto e parliamo quest'oggi con le nostre ospiti, quindi ben arrivata, ben ritornata Rosanna Bettella, responsabile coordinamento donne dello CGIL, grazie di essere qui con noi, e ben arrivata, è la prima volta che l'abbiamo qui in studio, quindi ci fa molto piacere, Lorisa Vaccari, segretaria CGIL di Verona, quindi rappresentanza di Verona. E abbiamo il piacere di averle qui con noi perché ci presenteranno una ricerca molto interessante che è stata condotta, poi adesso vedremo anche di capire da che cosa nasce questo interesse, come è stata sviluppata, quante persone ha coinvolto, i risultati a cui è arrivata. È stata condotta su una popolazione di donne anziane, pensionate, adesso vedremo anche il range di età, e sui loro bisogni, sulle necessità, quali sono le problematiche che vengono sottese a uno stato di pensionamento e quindi di anzianità che progredisce. E questo serve non solo per avere un po' il polso della situazione di uno stato che sta diventando sempre più importante da analizzare, perché le persone anziane sono sempre di più, ma anche per capire come bene intervenire, cosa può fare il sindacato che si occupa continuamente di invecchiamento attivo per far sì che le persone vivano il meglio possibile la condizione di anzianità, tenendo conto che la percentuale di anziane attive sono veramente tante, vero Rosanna? Eh sì, le pensionate, cioè le persone anziane attive, nel senso che sono tante perché si occupano del lavoro di cura, perché sono molto presenti nelle famiglie che non sono più le famiglie allargate che avevamo una volta, no? Ma i figli sono lontani e devono lavorare, poi con tutto il problema che è legato anche alle dinamiche del mercato del lavoro con orari incredibili, per cui difficoltà dei servizi pubblici a dare un orario preciso, no? Per far fronte alle esigenze del quotidiano. E quindi le donne, perché siamo ancora nella fase in cui la parità non è raggiunta anche in termini di mansioni, e quindi la cura è prevalente a carico delle donne, fa sì che le nostre donne pensionate si devono sobbarcare questo, e poi spesso, perché se vediamo l'età media, no, delle nostre donne pensionate, anche magari ancora di genitori, perché l'allungamento della vita ha fatto sì che hanno ancora molte di loro genitori molto anziani e che hanno bisogno sempre anche loro di qualche cosa. aiuto. Allora, questo è un gap, bisogna venire a capo in qualche modo, cioè la società dovrà in qualche modo evolvere, perché così non può, è un sistema involutivo questo. Da che cosa nasce questa esigenza? Quindi c'è stato un qualche cosa che hai visto anche tra l'altro Verona attiva? Certo, diciamo che lo SPI ha un coordinamento donne che è molto vivace, molto presente, sia a livello, c'è un coordinamento regionale, ma poi in ogni territorio c'è un coordinamento di donne che tiene insieme le nostre iscritte dei vari paesi, della città capoluogo, eccetera, e si ritrova abbastanza periodicamente per affrontare tematiche particolari, che apparentemente sono appannaggio delle donne, ma poi dopo si occupano e vogliono così riflettere su temi che interessano poi un po' tutti indistintamente. È un luogo privilegiaato delle donne dello SPI a cui teniamo, insomma, in maniera particolare, e che ha permesso poi in questi anni anche di far crescere e arricchire l'esperienza dello SPI in generale, no? E di aumentare la visione dello SPI su quelli che noi chiamiamo diritti di cittadinanza, sui bisogni della comunità larga, no? Delle persone che noi rappresentiamo. Perché le donne hanno questa caratteristica, che è quella di avere la voglia e la curiosità di riflettere, di pensare, no? Di ritrovarsi in gruppo, di parlare fra loro e approfondire i temi, no? Magari possono essere anche tacciate di non fare politica, ma secondo me, secondo noi, questa è la vera politica, no? Quando si vogliono capire le cose, capire perché succedono certi fatti, perché non so, capire il disagio che
che hanno tante persone, donne, uomini, capire i disagi della società, no? Riflettere sul perché delle disuguaglianze, non so. E da là sviluppate poi delle attività, esatto, di eh. iniziative. Quello che è bello, gli voglio dare anche la parola Sì. alla collega. Cosa è successo in modo particolare nell'ambito su di Verona? Che cosa ha notato? Dopo Rosanna ci dirà anche in altri territori. Ma allora, noi abbiamo iniziato questa ricerca perché ci interessava, siamo partiti per capire come funzionano i consultori e soprattutto se sono nell'interesse e nella, diciamo, quotidianità delle donne pensionate o anziane. La cosa, come peraltro era prevedibile, ci ha dimostrato che sono un servizio molto lontano dall'utilizzo delle persone. Infatti quando uno pensa a consultorio pensa a tutt'altra situazione. Ecco, perché, un po' perché c'è stata una scelta precisa nel Veneto di favorire la genitorialità e quindi una determinata fascia d'età, no? Le mamme, i papà, eccetera. E un po' anche perché si è persa memoria sia tra le anziane ma anche tra le giovani che c'è un diritto, c'è un servizio pubblico e c'è appunto il diritto di poterne usufruire per avere un supporto e un'assistenza che copra l'arco della vita. Ridurla a fasce d'età può essere un'esigenza economica per mancanza di risorse, ma non è sicuramente nello spirito istitutivo dei consultori. Quindi lì, insomma, questa è stata un po' la prima scoperta, verifica che abbiamo fatto. A noi, stante così la situazione, ci interessava però capire quali sono le condizioni di vita di queste donne. Come diceva Rosanna, sono donne molto attive perché noi ci siamo rivolti a quelle che frequentano le leghe, che vengono nelle nostre sedi, e quindi donne che mantengono una mobilità, una capacità anche di porre, no, interrogativi, di porre problemi e di ascoltare anche le risposte. Quindi una fascia d'età di donne, tra virgolette, autonome. E quindi capire come vivono la loro età, quali sono le esigenze, lo stato di malessere e di benessere. Perché, come veniva detto prima, se è vero che la popolazione invecchia e tende a invecchiare sempre di più, è importante che arrivi in questa fase della vita, insomma, in buone condizioni, che non sono solo quelle medico-sanitarie, ma sono tutte quelle condizioni, come la qualità della vita, lo stile della vita, che ti portano poi appunto a una vecchiaia, tra virgolette, più sana, più attiva e che vale la pena di essere vissuta. Perché vecchi, malati o infermi, insomma, non è una condizione augurabile. Noi lavoriamo perché appunto ci si arrivi in buone condizioni. Ecco, collegato a questo, quindi questa è stata un po' una cosa, un problema, una questione che è sorta, è stata portata a voi il coordinamento e da là avete notato che non è solo il territorio veronese che ha riscontrato delle problematiche, ma un po' dappertutto. Sì, no? più che altro abbiamo anche pensato che l'idea ottima che avevano avuto le compagne di Verona, no? Poteva essere in qualche modo indagata anche negli altri territori e quindi abbiamo allargato il questionario a tutte e 7 le province. Che età di persone sono state interrogate? Quant'è il campione? Sì, allora, il campione è 848 questionari abbiamo raccolto alla fine, ma in un arco brevissimo, perché ci abbiamo messo un mese e tra l'altro, no, tra giugno e luglio, quindi anche un periodo, perché avevamo anche un po' caldo, fretta, perché avevamo il congresso in autunno e volevamo, se riuscivamo, a portare anche i risultati di questi questionari in quel luogo. E eravamo un po' preoccupate di farcela, invece veramente la risposta delle donne è stata straordinaria. A tutte quelle che è stato chiesto di compilare il questionario, che non era una paginetta, insomma erano tante le domande, no? E c'erano domande chiuse a cui bastava fare la crocetta e anche però domande aperte in qualche modo. Hanno risposto tutte molto volentieri, l'hanno fatto proprio veramente molto volentieri, come se
forse noi ci siamo dati questa risposta, ci siamo interessati di loro, no? Era un questionario non generale ma legato proprio alle donne, no? Quindi ai loro bisogni che di solito non si indaga, si indaga in generale. Certo. Quindi uno ha sentito si è preso sì. nel segno. In più, a parte le domande più di carattere demografico, diciamo l'età, eccetera, che interessava più a noi, queste qua magari le risposte interessavano più a noi, sapere se uno era sposato, se era vedovo, eccetera. Abbiamo visto che provavano proprio interesse per quelle domande invece più intime, più personali, di cui invece noi temevamo la non risposta, sì, no? sì. La non risposta, come se fosse quasi avessero la possibilità di finalmente dire la loro. Perché veramente avevamo questo timore di entrare troppo, no, nel nell'intimità, nel privato. No? E invece venire curiosità su che tipo di domande sono sì, perché quando tu chiedi a una se chi vive con te ti tratta amorevolmente, sembra una domanda, sì, sappiamo, no, quanto a volte è difficile denunciare la violenza, adesso questo è tema grande, eccetera, però si entra proprio sulla relazione che è molto complicata, in cui tante volte magari una relazione cosiddetta patologica o comunque non paritaria, non egualitaria, in cui il maschio prevarica, eccetera, non è vista dalla donna come un sopruso. A volte le donne pensano che davvero ha ragione il maschio perché si sentono in colpa, no? Certo. Oppure magari le persone anziane hanno l'abitudine di avere certi di subire tutta una vita di sacrifici, no? di disparità, di disuguaglianza, no? E per cui è normale, è come vivono tutto come normale. E qui invece sono venute fuori cose interessanti. Infatti vorrei magari la prima slide, no? Sui bisogni delle donne, che così è anche carino riuscire a vederle insieme per poterle commentare. Sì. Chiedo dalla regia se ce la mettono in onda e iniziare un po' questo viaggio che è stato fatto all'interno di dinamiche familiari. Ecco qua, i bisogni delle donne pensionate del Veneto, questa appunto è la copertina che possiamo dare. Qui i bisogni delle donne pensionate. Subito l'indagine che non ha valore prettamente statistico, questo è importante, per cui 848 le anziane che sono state interpellate. Sì. Vediamo un po' insieme. E quindi vediamo che il 23,5% ha un'età fra i 55 e i 64 anni, chiaramente la maggior parte di questa fascia è verso i 64 anni, sono veramente poche quelle che ne hanno meno, anche per i cambiamenti che ci sono stati, insomma, no? sull'andare in pensione. Il maggior nucleo è fra i 65 e i 69 anni, il 29,5%, e il 25% fra i 70 e i 75 anni. Non siete andate oltre? Fra i 70 e i 70, no, poi c'è una fascia, l'ultima fascia è quella oltre i 75. Poi c'è un'altra fascia che però forse qua non è... E grosso modo però le percentuali sono le stesse. Uguali. Sì, quindi il 20-25% fascia. è oltre i 75. Sì. Sì, qua probabilmente è saltata nella... Ecco, quindi questo è un po' il campione. Sì. Analizzando questo campione sono emerse differenze sostanziali per fasce di età? Nelle risposte? Beh, nelle risposte, ma neanche, diciamo che, allora, se si indaga sul fatto dei familiari, eccetera, chiaramente la fascia quelle più anziane non hanno risposte importanti se non relativamente ai figli, semmai, perché magari sono vedove. Certo. Diciamo che la fascia, infatti abbiamo fatto anche dei profili, no? Poi per fasce di età, e si vede che insomma quelle più giovani sono anche quelle più attive, quelle che hanno meno problemi, che sentono meno la solitudine, diciamo, no? Che stanno meglio in salute naturalmente, mentre invece questi problemi man mano che si va avanti con l'età aumentano e crescono. Abbiamo delle differenze, per esempio, anche sugli screening, perché ci sono anche domande di tipo sanitario, se mi viene in mente questo. Si vede che oltre i 75 anni
non ci sono più screening, perché è vero, non ci sono perché più non screening vengono neanche per più le donne. chiamate. No. Ci si ferma a una certa età, come se anche su questo è... Forse dopo non c'è più bisogno. Sì, però siccome ho proprio vissuto recentemente un'esperienza a me vicina di un familiare che ha 91 anni, una donna, e gli hanno scoperto un tumore al seno, e un'altra di 87, la stessa cosa, che sembrerebbe, come dire, dopo una certa età dici, beh, non possono più succedere, no, queste cose. Ma siccome c'è l'allungamento della vita e l'allungamento sempre più in salute, bisognerà rivedere anche queste fasce e questi parametri degli screening, perché una donna di 75 anni, mettiamo 75, non è la stessa donna anche solo di 15-20 anni fa. Assolutamente, quindi queste sono cose... Per cui, oppure non puoi pensare che, come diceva Lorisa, il consultorio familiare fa fatica a ricevere donne oltre i 60 anni, ma una donna di 60 è come la donna di 50 di 10-15 anni fa. Per cui veramente cambia il fisico, il mentale, tutto. Assolutamente. Questo anche rispetto agli uomini, anche se forse un po' meno, no? Non lo so. Cosa dice a questo riguardo? Ma sì, il problema, o meglio, l'intenzione nostra è quella di smuovere l'attenzione anche della Regione Veneto, per questo il valore di questa ricerca che è diventata regionale e che probabilmente continueremo, vedremo di approfondire ancora. Di smuovere le istituzioni, ripeto, la sanità veneta in particolare, perché non ci può essere, come dire, questa cesura a un certo punto, no? Allora, prima si diceva, Rosanna accennava al discorso del vivere in famiglia, ci sono situazioni di disagio. Teniamo presente che molte donne, soprattutto quelle magari un po' più avanti d'età, hanno anche pensioni molto basse. E quindi l'alternativa non se ne vanno perché, non solo perché magari sono portatrici di una cultura, no, di un certo tipo ormai arcaica, ma sono anche portatrici di una situazione economica di estrema difficoltà che le penalizzerebbe in maniera esagerata qualora facessero scelte di abbandono del nucleo familiare. Quindi i problemi sono, come dire, vanno visti, vanno approfonditi, perché poi ogni situazione ovviamente è particolare. Le grosse differenze che noi abbiamo notato, o meglio le sorprese almeno che io ho avuto, è nel bisogno di queste donne di mantenersi in attività, di avere conoscenza, di essere informate. Oltre a occuparsi molte dei figli, degli anziani, fanno anche volontariato. Quindi essere ancora più partecipi alla società. E però vogliono informazioni sulla loro salute, sulla loro, su poter vivere in maniera, no, migliore, per mantenersi in forma, per essere informate anche sulle nuove tecnologie, su internet, sull'uso del computer. Quindi sta cosa è stata una bellissima sorpresa. E un'altra sorpresa per me è stata quella di non notare grossissime differenze nei livelli di istruzione. Io immaginavo che abbassando la fascia, quindi se noi prendiamo la prima fascia, è quella che ha incrociato la riforma della scuola d'obbligo, della scuola media. Sì, certo, sì. Però non ci sono grosse differenziazioni, perché la maggioranza si ferma alla scuola dell'obbligo. È vero che siamo anche, no, nel nord-est, quindi con tutta una situazione anche passata di investimento sul settore lavorativo piuttosto che su quello formativo, però insomma è interessante capire anche questi aspetti che sicuramente le giovani generazioni hanno modificato. Ecco. Quindi vedremo anche un gap di età. Torniamo su questi aspetti qua, torniamo anche con le nostre slide, andiamo rapidissimi in pubblicità, pochi secondi.